Il primo è andato. Vedi. Puoi andare, perché tutti e due sono andati. Buonasera a tutti. Questa sera presenteremo il libro di una giovane scrittrice, Sabatina Napolitano. Innanzitutto vorrei ringraziarti per avermi contattato, perché noi stiamo promuovendo i giovani, anche con la Proloco. Saluto anche il presidente dell'UMPI che è venuto qui insieme al presidente della Proloco Salvatore Licursi. Niente, ti mando i saluti dell'intera amministrazione che purtroppo non è qui per vari motivi, alcuni familiari, altri lavorativi, e non sono riusciti ad essere presenti. Ringrazio chi è venuto qui questa sera. Accolgo con piacere la proposta che mi hai fatto di presentarti, perché non è una cosa da poco, anzi, già sono emozionata, quindi questo. Allora, Sabatina Napolitano. Sabatina Napolitano è nata in Sardegna, alla Maddalena, il 14 maggio 1989. Ha scritto 7 libri di poesia e 2 romanzi, di cui uno è quello che presenteremo stasera, Origami. La prima domanda che mi sorge spontanea è: come mai hai scritto questo libro dal titolo Origami? Buonasera, mi sentite? Sì, si sente. Grazie a tutti di essere qui, grazie di cuore, grazie Adelina, grazie Francesco. Sì, io sono onorata di questa presentazione, sono onorata di questa serata, anche perché la location è veramente spettacolare, pazzesca, quindi penso che valeva la pena esserci e fare qualcosa proprio da qui. Anche perché mi hanno detto che il palazzo sorge da uno scoglio, quindi il principe ha costruito proprio un palazzo che viene dallo scoglio. Poi penso che avremo modo di visitarlo nei prossimi mesi. Sì, sicuramente, perché ora è in fase ancora di restauro, quindi a parte la biblioteca che è nella piazza è accessibile, gli altri spazi sono ancora in fase di restauro. Io mi chiamo Sabatina Napolitano, ho scritto 7 libri di poesia, ho cominciato nel 2011 con un editore che ha pubblicato delle poesie sotto concorso, con una prima raccolta dal titolo un po' terrificante, Metastasi d'autonomia. Però venendo dalla ricerca mi sembrava giusto fare creare un rapporto tra scienza e letteratura. Quindi sì, ho cominciato così, poi ho pubblicato diversi libri di poesia, ho pubblicato anche un ultimo libro di poesia dal titolo Corsivo, che credo, non so per quale ragione stia creando una eco, ma spero che io non abbia colpa, perché ho visto in giro che ci sono addirittura nuove lingue. Cioè, ci sono ragazzi che vanno parlando corsivo, quindi io non ne sapevo nulla. Io ho scritto un libro di poesia dal titolo Corsivo, ma il mio libro è uscito anche per delle riviste letterarie abbastanza importanti, quindi questa cosa non l'ho curata, non mi sono fatta carico di questa cosa, però comunque è una cosa che è accaduta. Dopo i libri di poesia io ho scritto dei romanzi, ho scritto Origami, ho scritto un altro romanzo dal titolo Parole e carte. A volte mi viene parole, però parole e carte. Il secondo romanzo non è ancora stato pubblicato, quindi non ne parlo. Parliamo di questo primo romanzo. Origami ha una genesi lunga, perché ho cominciato a pensare ad origami da quando ho pubblicato un libro di poesia dal titolo Tango per Cigni Neri. E io mi ero accorta di questo matematico, anche
economista che aveva pubblicato un libro sulla teoria dei cigni neri e il saggiatore aveva pubblicato una copertina a questo libro con dei cigni bianchi e neri e mi aveva molto affascinato questa teoria. Praticamente il cigno nero è tutto quello che è incalcolabile, è un evento imprevedibile. Quindi anche la storia dell'economia, della matematica, la stessa storia è un cigno nero, la pandemia è un cigno nero, perché prima, prendendo ad esempio una frase di Giovenale dal latino, si pensava che tutti i cigni fossero bianchi, poi sono stati scoperti i cigni neri, quindi da lì anche il detto che un cigno nero è sempre il cigno più raro. E mi aveva molto molto accattivato questa teoria dei cigni neri in economia. Però io poi negli anni ho attraversato questa cultura dell'origami, quindi anche del folklore giapponese, e mi sono documentata sulla loro cultura, su quello che significava l'origami in Giappone, anche su gran parte della religiosità che riguarda i giapponesi, come lo shintoismo. Loro vedono la divinità anche partendo dalle piccole cose, dagli oggetti che hanno un ruolo come dei talismani, tutto diventa un talismano, tutto diventa pieno di magia, tutto diventa anima, ogni cosa ha una qualità, ogni cosa può diventare una forza. Quindi questo mi ha molto affascinato e ho pensato che potesse essere quindi una teoria letteraria, potesse addirittura diventare una teoria letteraria. Quindi sì, da un lato ho avuto coraggio perché è un titolo molto usato. Ultimamente scrivendo anche il secondo romanzo avevo ambientato una scena al Pont Neuf a Parigi. Quindi mi dico, era una sera, perché io faccio una vita molto sofferta da un certo punto di vista, scrivo molto anche di sera, poi evito la vita sociale per scrivere, quindi è abbastanza difficile spiegare quello che c'è dietro a un libro. Però stavo cercando di ambientare questa scena al Pont Neuf e mi sono detta, devo cercare Pont Neuf, qualche bar, qualche ristorante che mi indicasse più o meno come poteva essere lì, perché non sono mai stata a Parigi. E scrivo su Google Pont Neuf e mi esce Le Cheval Blanche, il cavallo bianco, e mi esce praticamente questa pagina meravigliosa. Ora non voglio fare pubblicità a questa serie di alberghi, però una pubblicità meravigliosa di una serie di alberghi che utilizzano proprio gli origami bianchi, quindi hanno queste foto degli origami bianchi sparsi ovunque, ed erano ovunque su Instagram, sui social. Quindi là mi sono detta, vabbè, però origami probabilmente è molto diffuso come titolo, però io li vedo come dei doni, perché poi sono calzanti, perché nessuno mi diceva che proprio al Pont Neuf a Parigi c'era una serie, è una cosa che è capitata che io non conoscevo, non sapevo. Un'altra cosa che mi è capitata ultimamente è che stavo cercando una fotografia che arrivasse da New York, e su Twitter io seguo, sembra una pratica bizzarra, ma su Twitter mi piace seguire tutte queste persone che pubblicano delle foto provenienti da ogni parte del mondo. E c'era questo ragazzo che aveva pubblicato una foto a New York con la scritta Isaishi del musicista, che io non conoscevo, un musicista per me totalmente sconosciuto. E sono andata a vedere, c'era una composizione che proprio appunto aveva un origami, come la storia di un origami. Origami quindi è un tema diffusissimo che nella mia letteratura assume un significato preciso. Origami è la storia di una ragazzina che da molto piccola, da quando aveva 7 anni, perde i genitori e cresce in questa villa con i nonni. I nonni le consigliavano di scrivere dei sogni su dei fogli di origami, che sono dei fogli di carta però proprio appunto tagliati secondo le dimensioni degli origami, secondo la forma che si vuole dare agli origami. La bambina cresce con questi desideri, perché poi cresce in un ambiente iperculturale, quindi la nonna è ambientalista, è
è intellettuale, il nonno è fissato con i premi Nobel. Quindi la bambina comincia a scrivere questi sogni su questi fogli, il nonno crea degli origami e poi li lascia alla corrente del fiume per fare in modo che questi sogni si avverassero. Questa è una pratica proprio tipica della cultura giapponese, lasciare le cose al fiume, quasi come se lasciare le cose al fiume le rendesse capaci di farle accadere, di essere benedette. È un gesto benaugurante. In Giappone quindi c'è la ricorrenza di dare, di regalare delle gru, però in generale tutti gli origami sono segno di buon augurio, di prosperità, di fortuna. E la bambina quindi cresce in questa villa coi nonni fin tanto che non eredita la biblioteca della nonna, perché il libro è ambientato in una realtà finzionale, un mondo altro, dal titolo Itac. Quindi non ho scelto un luogo preciso, cosa che per esempio farò nei prossimi romanzi, ho fatto negli altri romanzi. Per il primo romanzo ho voluto scegliere un luogo finzionale che rappresentasse tutti i luoghi, proprio appunto perché venendo dalla passione per la letteratura di Nabokov mi piaceva creare un romanzo che fosse utopico, che avesse una certa utopia, anche se lui parla molto di distopia, anche in alcuni romanzi dove inventa proprio dei territori, lì si sfocia comunque nella distopia. Però volevo dare un primo approccio al romanzo utilizzando una realtà finzionale. Quindi Itac è una dimensione dove esiste una grossa biblioteca ereditata quindi da Olga, la protagonista, e un orfanotrofio. Un orfanotrofio che comunque oggi non esistono più gli orfanotrofi, oggi si parla di case famiglia. Quindi è particolare il fatto che esistano queste due dimensioni, perché poi dalla biblioteca si passa all'orfanotrofio e dall'orfanotrofio in biblioteca. Nell'orfanotrofio vengono accolti tutti i bambini vittime del terrorismo. I genitori in un modo o nell'altro in molte parti della terra sono state vittime del terrorismo, vittime politiche, quindi quello che oggi si dice che chiedono un asilo politico. Quindi questi bambini vengono cresciuti ad Itac, perché Itac è una città dove si ha la cultura dell'accoglienza, la cultura anche del perdono, della fratellanza, quindi anche in questo senso è un po' una cultura utopica. E la cultura e l'informazione sono al centro del romanzo, perché Olga, pur avendo una vita bislacca, una vita straniante, comunque riesce a fare delle cose abbastanza importanti per la società. Dal romanzo utopico quindi passiamo al romanzo sociale, diventa un vero e proprio romanzo sociale e alla fine questo si può dire perché fino ad ora non l'ho mai detto, perché il romanzo di solito si parla sempre delle prime 20 pagine, però adesso possiamo parlare anche un po' oltre per dare vita a questo romanzo che già da molto tempo sta circolando, quindi stiamo agli sgoccioli. La storia quindi è ambientata poi nel finale in questo grosso orfanotrofio e in un certo verso la protagonista riesce a fare quello che lei desiderava tanto fare, perché dà anche la possibilità a questi bambini di entrare in rapporto agli ambienti culturali della biblioteca. E c'è addirittura una festa che dura 3 giorni che si chiama Weekend degli Origami. Quindi questi bambini dall'orfanotrofio vengono portati in biblioteca e c'è una grossa festa perché coinvolge anche Medici Senza Frontiere, coinvolge giornalisti e persone provenienti da altre parti del mondo, quindi anche dall'Africa. C'è un'intervista di Nabokov dove lui viene intervistato dai giornalisti italiani, quindi penso che se voi andate su YouTube e cercate Nabokov intervista, noterete subito come Nabokov approccia i giornalisti italiani e lui parla, gli
dicono ma secondo te che cosa è letteratura, che cos'è l'epilogo di un romanzo, e lui tra le tante metafore usa questa, è una festa in maschera con dei coriandoli, quindi lui aveva molto a cuore il fatto che lo scrittore deve prendere distanza dalla propria opera. Non era cinismo, non era sarcasmo, era più che altro, era proprio lui che poi evolvendosi e passando dalla Russia, poi dall'Inghilterra e stabilendosi negli anni universitari negli Stati Uniti, aveva cambiato la sua forma mentis. Nabokov quindi aveva detto che lui non avrebbe mai scritto un romanzo d'Africa, un romanzo da fake, e invece io ho scritto il primo romanzo e io ho scritto anche della questione africana, quindi è stata una bella botta. Il romanzo, proprio per questo, essendo un romanzo politico, un romanzo sociale, ha avuto veramente un approccio e si è inserito in quella che viene detta la strada stretta. Ecco, oggi leggevo una intervista fatta a Melania Mazzucco dove appunto parlava del destino degli scrittori. C'è una strada larga, che non è quella profetica, ma c'è sempre una strada più larga dove uno scrittore anche giovane arriva ai premi, arriva magari a tutti i premi e poi si ferma, è stato un flop, perché magari il romanzo gliel'ha scritto l'editor, perché magari quello non è uno scrittore che viene dalla strada, perché i maggiori scrittori vengono dalla strada, dove per strada si intende il sangue, quindi si intende la gavetta, quindi si intende il dolore, il sacrificio. E poi ci sono scrittori che vengono dalla strada stretta. Io spero di mettermi nella strada stretta perché così è andata. Io ho scritto un romanzo prendendomi ogni tipo di responsabilità, volendo fare un romanzo che avesse veramente un imprinting serio, sociale, e ne sono contenta, sono molto contenta ed è stato un gesto che ho fatto gratuito per l'umanità, non ho pensato veramente al successo. Ecco, stasera ad esempio non ho portato le copie, però si possono trovare alla libreria da Pino Basile, però per dire che il mio approccio è sempre stato quello di rispondere a una vocazione. Dopo aver fatto qualcosa di importante, secondo me, per l'umanità, poi volevo dilettarmi con qualsiasi altro spunto, con qualsiasi altra voglia che mi veniva, perché poi gli scrittori scrivono anche per desiderio. I personaggi sì, si vedono, quindi tu cresci col personaggio, però è il desiderio che ti spinge. Molti dicono, pensando a Freud, quindi a Orlando, che il desiderio e la scrittura di un romanzo viene comunque da uno spirito di frustrazione, quindi tu sei frustrato per qualcosa e quindi ti metti a scrivere un romanzo che poi esce una forma distorta di quello che hai nella mente. Io penso invece che il romanzo possa venire anche dallo spirito dell'uomo, dalla fantasia, dalla voglia di poter fare qualcosa di veramente costruttivo. E in me c'era questa voglia di costruire per questo primo romanzo. Io ho scritto un romanzo sincero che si prendesse carico anche delle vite di quelli che non hanno voce, delle vite di quelli che non possono averne, perché il romanzo come forma storica è sempre stato l'espressione della classe dominante, è chiaro. Però è anche vero che i buoni romanzi, non volendo citare il verismo di Verga, ma i romanzi ottimi sono stati quelli che hanno caratterizzato anche la classe povera, anche la voce di chi non poteva parlare. Quindi è stata un po' questa la vocazione di Origami. Origami è un romanzo intellettuale, colto, però è un romanzo che parla anche di questi argomenti, della voce dei bambini che non possono parlare. Questa sera con noi c'è Francesco Gallotti, un altro ragazzo giovane del nostro territorio, precisamente lui viene da Diamante, anzi da Maierà. Sì, da Maierà. Anche Francesco ha accettato di essere qui questa sera grazie a Sabatina. Con Francesco avremo modo poi di parlare del suo romanzo l'8 agosto. Sì, l'8 agosto penso qua, giusto? Sì, qui, sempre qui. Allora, io dico solo altre due cose e poi ti lascio la parola. Prego.
con Sabatina ci siamo viste questa sera, però ci eravamo già sentite un po' di tempo fa e da subito io ho capito che tipo di donna eri, quindi sicuramente avrai successo perché sei determinata, puntuale, precisa e sei in gamba, quindi io ti posso fare solo i migliori auguri per un futuro e sicuramente imboccherai la strada stretta. Grazie. Non è facile, però non ti devi mai fermare. Se si dice chi si ferma è perduto, ma è vero. È vero, perché nulla viene dal cielo. Pure se tu raggiungi il successo, le persone più grandi che hanno raggiunto il successo, che poi è un successo di vendite, ma capirai quando puoi vendere quel romanzo, sempre hanno puntato ad andare avanti, ad essere umili, a mettersi in disposizione per gli altri, perché se tu scrivi e non fai un altro mestiere, nel senso che tu scrivi e non fai l'infermiere, o magari non guidi il treno, non guidi un aereo, non ti occupi, non fai un dipinto, se tu scrivi vuol dire che tieni quella dote, che hai quel carisma e lo metti a servizio della comunità. E quindi è un lavoro, nel senso che devi fare qualcosa di utile, devi parlare di qualcosa di sensato. È quello che hanno fatto quelli che si sono sentiti scrittori. E quindi penso che è una cosa da sentire, una vocazione da sentire dentro. Io ho accettato da subito, oltre perché sei giovane, ma soprattutto perché mi hai dato una motivazione in più, perché hai scritto questo libro e perché l'hai voluto presentare qui. Perché tu hai detto che hai una casa da circa 7 anni a Marcellina, ti è piaciuto l'ambiente, il territorio. Vedi, questa sera ci troviamo in questo posto che è magico. Basta poco, alcune piante che grazie al consigliere qui, Gennarino Di Lorenzo, che mi aiutano ad allestire, vedi, le location, basta poco per rendere magico un posto. Queste sono delle piante che io non voglio fare nessuna pubblicità, però ce le hanno, come dire, ce le hanno offerte, le teniamo incomodato. Ma io? Puoi dire? Lo dico, va bene. Anche l'anno scorso, comunque acquistare delle piante magari e tenerle qui, perché poi dopo 2 mesi questo luogo tra virgolette rimane chiuso. Noi lo sfruttiamo ora, però d'inverno è naturale, essendo all'aperto non viene sfruttato. Quindi ringraziamo anche chi dà questo aiuto che non è da poco. Vuoi continuare, Francesca? Ah no, volevo un attimo dire questa cosa della Calabria. Sì. Allora, io ho 33 anni, lo dico perché non mi vergogno di dirlo, ho vissuto chiaramente come tutti noi le estati in un altro posto rispetto a dove di solito ho vissuto, quindi ho vissuto le mie estati da ragazza, quindi distinguiamo fino ai 12 anni in un posto, poi dai 12 ai 20 anni in un altro e dai 20 in poi ancora in un altro. Da ragazza molto giovane, nella prima adolescenza, io andavo in vacanza spesso, perché usavo il campeggio, a Vieste, che è sulla punta del Gargano. Intervallando le estati che passavo alla Maddalena in Sardegna, dove sono nata. Poi sono venuta qui perché i miei hanno comprato una casa. All'inizio non conoscevo nessuno, era un periodo molto difficile della mia vita, mi vestivo sempre di nero, io ho passato anche momenti molto molto duri, perché chi viene dalla poesia non è che ha una follia diversa rispetto a chi è un puro scrittore. Gli scrittori spesso vengono dalla poesia, anche Nabokov veniva dalla poesia, quindi io credo molto di più negli scrittori che vengono dalla poesia, perché anche Bevilacqua era un grandissimo scrittore e scriveva delle poesie meravigliose, perché la poesia è più legata al sangue, quindi con la poesia non si può fingere,
perché tu ti trovi la poesia addosso e non te ne accorgi. La poesia è profezia, perché non volendo citare il cattolicesimo base, ma noi siamo poeti, santi e profeti. Questa è una cosa dalla nascita, è una formula del battesimo. Però il punto è questo, che venendo dalla poesia c'era comunque qualcosa di autentico in me, c'era qualcosa che era legato alla parola, ed è proprio questa la grandezza di uno scrittore, la parola che può cambiare i destini. Per esempio Nabokov, quando scriveva, la sua stessa parola cambiava la vita, e questo è stato proprio la vita dei grandi. Per esempio in Calabria abbiamo Berto ha scritto Il male oscuro in 2 mesi, ma è stato un libro che gli ha dato il successo, l'ha scritto in un periodo bruttissimo della sua vita. E quindi venendo dalla parola, dall'esperienza della parola, io poi ho scritto un romanzo che avesse un'attenzione più sensibile verso degli argomenti piuttosto che altri. Quando sono venuta in Calabria io vivevo un momento oscuro, però io andavo avanti stranamente non con la poesia, non col romanzo, ma dipingevo, quindi era addirittura un altro periodo, perché per un periodo ho dipinto. Poi ho cominciato a conoscere tutti i miei amici che sono della comitiva di oggi, e ho cominciato ad uscire, a fare parte di un mondo sociale anche qui. Però io ricordo di questi territori, perché io vivevo anche da sola a Marcellina, e lì è un po' isolato, quindi io mi ricordo di questi territori e queste luci come un genius loci. Molti non credono nel genius loci, io invece sì, perché quando poi mi è capitata una cosa stranissima, la prima volta che il mio amico mi ha portato in una pianta di cedro, e io ho baciato il cedro, e mi ha detto: perché hai baciato il cedro? Ahimè, avvengono delle cose stranissime, e mi ha detto: guarda che gli ebrei la prima cosa che fanno quando vengono baciano il cedro per vedere se è sacro, se non è sacro, una cosa scritta nella Bibbia. Io cadevo dalle nuvole perché non avevo visto su internet Santa Maria del Cedro, non mi ero proprio interessata di questo, perché evidentemente stavo in un percorso io stessa che non sapevo da dove veniva. Poi mi ha spiegato, poi ho letto i libri di italiano, mi sono interessata e ho capito che c'è un genius loci. Scalea soprattutto perché la casa che hanno comprato i miei viene da una persona che lavora qui, che è all'agenzia immobiliare a Scalea, e Scalea in un certo senso mi ha deviato il destino, mi ha creato il destino. Poi ogni volta che vengo qui, già solo vedere le casette bianche sulla collina per me è un'emozione fortissima. Ci sono dei luoghi come questi che rappresentano l'alchimia, che sono alchemici, e io non ci riuscirei ad oggi a rinunciare a questi posti. Quelle estati che io non sono potuta venire perché magari lavoravo, perché magari ero in Francia, perché magari sono state in varie zone, anche per il percorso di studi, io sentivo la mancanza di questi posti. Quindi questo mi fa capire che quando senti la nostalgia del luogo, quella Sehnsucht, è perché quel luogo è nel tuo destino e segna il tuo destino. Io ho fatto sempre ho cercato sempre questa trade union tra la Sardegna e la Calabria, perché comunque sono 2 terre che sì, mi hanno segnato molto, anche se io sono del sud Italia, quindi porto la voce di quelli che vengono dal sud, che è una voce difficile, perché è anche vero che per esempio anche in Francia e in altri paesi c'è questa differenza anche economica tra sud e nord. Però chi viene dal sud Italia secondo me è sempre più sofferto di chi viene dal nord. Le culture ancora, dopo tanti anni, dopo la lotta dell'indipendenza e tutto, le culture sono comunque ancora diverse. E quindi sì, io mi sento di venire dal sud, sono mediterranea, e quando vado al nord mi rendo conto della differenza culturale, esiste. Però al nord non sono stata ancora capace di sentire quel genius loci che ti cambia la vita, che ti cambia proprio l'esistenza. Io qui l'ho sentito. Infatti con i miei amici calabresi veramente mi sento come se fossi una sorella, come se spartissi veramente il sangue, quindi sono grata a questi posti. Parlo io. Allora, Sabatina,
hai parlato di te, hai parlato del libro e hai detto di Nabokov che l'autore dovrebbe essere distaccato dal libro, un po' come Emil Cioran diceva il libro capita, ma io sono della scuola che secondo me in ogni autore c'è sempre qualcosa di autobiografico. Nel tuo c'è o ho interpretato male? Allora, quando uno scrittore scrive un romanzo, c'è sempre in ogni personaggio qualcosa dello scrittore. Mi è stato detto, si è fatta comunque la critica intorno ai romanzi finzionali, le autofiction. È chiaro che ogni romanzo parla di qualcosa dello scrittore perché i personaggi vengono dalla mente dello scrittore. Anche se io scrivo un romanzo di alieni, quegli alieni prenderanno la mia forma. È evidente perché nel momento in cui si scrive di un pianeta, di un programma altro, si scrive quello che è il frutto della mente, il frutto della memoria, del vissuto. È evidente che la maestria, il gioco dello scrittore sta nello scrivere bene quello che fa il personaggio o ritagliare quella parte di vita che è più universale. In quello è la grandezza del romanzo. Calvino, Pavese, Buzzati, Allende e tutti gli altri scrittori, Murakami, che hanno scritto di romanzi del realismo magico, quindi hanno usato un po' di quella magia nella trama, quindi anche degli elementi magici che non potrebbero mai accadere ma che potrebbero essere in questa dimensione, non hanno fatto altro che creare uno spaccato di vita universale, rendendolo universale, e quella è la forza della vera letteratura. Io in questo romanzo ho creato uno spaccato di vita intorno a una giovane bibliotecaria che ha la passione di diventare giornalista. È Sabatina? Questo chi può dirlo? È una giovane ragazza che vuole diventare giornalista, quindi sono tutte quelle ragazze sofferte che vogliono diventare giornaliste perché loro sentono di voler diventare giornaliste. Ovviamente c'è del realismo magico, c'è una componente magica in questo romanzo perché io dovevo caratterizzare anche la natura della donna e siccome era il primo romanzo io volevo che fosse sì buffo ma volevo che fosse anche accattivante, quindi Olga sia un'amante che un'amica, che sono immaginario, che sono presenze, lei non sa dirlo, ma disturbano e creano delle percussioni intorno alle sue decisioni, quindi un po' come quando vediamo l'angioletto e il diavoletto che compaiono spesso nelle fiabe. Anche in questa fiaba, perché Origami potrebbe essere visto come una fiaba, c'è il lato oscuro della vicenda umana, quindi c'è anche questo amante Emilio che vuole separarla dal marito e c'è questa migliore amica che addirittura le suggerisce di ucciderlo nella vasca, di liberarsi di lui, quindi azioni che hanno dell'illecito, però sono il lato oscuro del potere, perché poi alla fine la protagonista viene ad essere una donna di potere. Perché sposa l'editore e il giornalista più noto del paese ed in questo è un po' la favola perché c'è tutto quell'incanto ancora, perché Origami è un romanzo fiabesco, è un romanzo incantevole, perché Nabokov a volte ha scritto anche dei romanzi che riguardavano una certa nostalgia dell'infanzia. Invece per esempio il secondo romanzo no, è un romanzo totalmente disincantato, è un romanzo struggente ed è un romanzo che è l'antifiaba, tutto quello che non è la fiaba, perché è improntato più su un maestro che comunque è stato importantissimo per me, che è Bevilacqua. Io adoro Bevilacqua, tutti i suoi libri da cui sono stati tratti film mi fanno ancora ad oggi venire il freddo addosso. Ultimamente ho letto Il gioco delle passioni ed è un libro che denuncia delle cose che accadono a Venezia, che è un libro di denuncia, ma lui scrive libri di denuncia e ancora oggi quando lo vedo in dei video che ritrovo dopo tanti anni è assurdo come quei video abbiano ancora quella potenza profetica. Ci sono dei video che io non ho visto da quando lui è morto, dal 2014 non li avevo mai visti, poi magari mi viene un processo
messo dentro, vado su YouTube, cerco Alberto Bevilacqua e magari mi viene quel video che lui aveva girato 10 anni prima, 12 anni prima, che non avevo mai visto. E questo non so in che destino, in che gioco si può mettere un processo del genere, ma io credo che sia un processo ispirato, un processo letterario, quando un maestro parla al di là dei secoli, quando i maestri parlano al di là della morte. Io a Diamante, perché ho presentato a Diamante, avevo parlato della voce dei morti che si mischia alla voce dei vivi, e il giorno dopo è morto La Capria, che è un grandissimo scrittore napoletano. Io mi ero promessa di parlare anche di La Capria, però voglio evitare in questa sede, perché molti sono coloro che stanno parlando di lui, magari lo farò in futuro, ma ecco, il punto è questo: come si sceglie un maestro? Perché scegli uno scrittore rispetto che un altro? Solo per la componente del tuo gusto, o è anche una componente di destino che ti sconvolge la vita? Ed è quindi una componente solenne, perché talvolta tu leggi un libro che ti condiziona talmente, che ti condiziona e ti cambia le scelte. Quindi tutto quello che ha a che fare nella letteratura potrebbe essere visto come solenne, perché secondo me la letteratura è un gioco, ma non è un gioco leggero, perché se riesci a cambiarti le vite, a incidere profondamente, poi diventa un gioco che si fa sul serio. Quindi quando una persona sceglie un autore di riferimento è perché lascia che quell'autore gli condizioni la vita. Quindi magari, per esempio, io all'inizio ero anche contro, e questo è sbagliato, a un certo oscurantismo per quanto riguarda la letteratura di Baudelaire. È sbagliato perché non c'entra niente il fatto della vita, del come col chi. Quindi io non sceglievo più di leggere Baudelaire, perché leggendo la sua biografia è da strapparsi i capelli. Lui era satanista, lui era questo, quell'altro, quindi tu devi valutare l'opera al di là di chi la scrive, quindi il come, non il chi. Però intanto tu, quando entri in contatto con l'anima di un autore, è chiaro che ne rimani sconvolto. Quindi la scelta dei maestri è una scelta fondamentale, secondo me non avviene per leggerezza, non deve avvenire, anche se oggi col processo con i processi commerciali delle vendite dei libri, molto spesso giovani autori vincono dei concorsi che non hanno niente a che fare con l'anima delle persone per cui è dedicato il concorso, quindi è da valutare la scelta del maestro, la scelta che ti condiziona, chi ti può condizionare a tal punto un gusto che lo scegli per la vita. Penso che ogni scrittore sceglie la sua stella polare. Io ho avuto un processo per cui ho tentato delle guide, oltre i morti, parlo dei vivi, quindi ho tentato di legarmi alle vite dei vivi per valutare se ci fosse qualcuno capace a indicarmi meglio, a farmi crescere meglio. Si guarda sempre ai più grandi, però molte sono state le delusioni. Adesso ho delle stelle polari, però ho capito che l'autonomia è molto importante in questi ambiti. A un certo punto l'autonomia è la cosa più importante, la cosa più professionale. Quindi i maestri vanno scelti con serietà, i maestri vanno scelti con devozione, e penso che ancora meglio un maestro va scelto per quanto ti sappia dare, non per quanto ti sappia togliere. Se un maestro ti toglie non è più un maestro responsabile, maturo. Quindi per esempio io parlo delle scrittrici che hanno 50 anni. Se una scrittrice a 50 anni toglie a me che ne ho 20 di meno, ed è una cosa che mi è capitata, che ha dell'assurdo, una saggista, una scrittrice, penso che ti metti nello stesso piano mio, perché tendi a valere quanto me, e questo è assurdo, perché io tra 20 anni penso che voglio essere talmente un sole per gli altri che non avrò da pensare a prendere da una ragazzina più giovane, per dire, no? Come se io adesso prendessi da una ragazza di 18 anni, ma perché mi ha fatto? Io aiuto a crescere gli altri, non rubo. È una cosa contro natura questo fatto che le scrittrici cinquantenni possono addirittura prendere da me, che non c'entro assolutamente niente, ma è una cosa che può capitare perché è un ambiente altamente competitivo.
Ecco, in quello sta la scelta dei maestri, nell'essere lesti, nell'essere vispi, vivaci, perché questo mondo comunque è un'arena. Allora, sì, abbiamo tempo per un'altra domanda, Adelina, oppure... Ok. Allora, una cosa molto presente nel tuo libro, da quello che abbiamo capito, il tuo è un romanzo molto sperimentale, tratti delle tematiche molto particolari e soprattutto di notevole rilevanza è una forte presenza erotica nel libro. Come mai questa scelta? Sì, io ho scritto anche delle parti erotiche nel libro, non è un libro, perché comunque l'erotismo, la passione fa parte della vita e pensavo giusto fare delle operazioni simili, anche perché mi hanno insegnato a fare della letteratura per gli adulti, quindi ci sono delle parti dove effettivamente la passione della giornalista è molto viva rispetto a quella dell'editore. E poi il romanzo è passato anche per delle mie amiche che sono psicologhe, che mi hanno detto che ho raccontato una passione pura, e questo è il lato romantico. Nel mio romanzo non c'è fluidità, no, in tal senso, c'è una triangolazione che non riguarda la ragione del fluido, no, la triangolazione avviene nella mente della protagonista, quindi la protagonista che ama molto l'editore e quindi è molto appassionata per lui. Però ecco, a me sembra brutto dirlo pubblicamente, ma a me non piacciono le donne e sembra veramente brutto dirlo così, però io credo spesso nella dichiarazione dei diritti universali. Ho scritto anche una poesia, nel senso che io credo giusto che ognuno debba vivere in un mondo che gli permetta di vivere la sua natura, è giusto. Però io dal canto mio non ho una natura fluida, no, non sono fluida, a me piacciono gli uomini, quindi ho scritto il romanzo anche dal punto di vista di una donna della letteratura erotica, quindi Marguerite Duras, quindi tutta quella letteratura che ha un senso di passione, di amore verso un uomo. La storia della letteratura erotica, Anais Nin e tante altre che hanno scritto come me. No, io non ho scritto nulla di fluido, anche se il romanzo fluido è un certo incentivo per una politica magari sbagliata in un certo verso, quindi una politica sbagliata magari mette in difficoltà delle persone che non devono avere difficoltà, perché un ragazzino che magari vuole esprimere la sua persona ed esce per strada e poi viene addirittura picchiato e maltrattato, questo non è vivere in una cultura democratica normale. Noi lo Stato deve tutelare le persone nel loro modo di sentirsi ed essere, nella loro natura. Quindi adesso non facciamo politica, ma per esempio il DDL Zan che non è passato, quello secondo me è stata una mostruosità, è stato anche mostruoso vedere. È finito? No, è stato anche mostruoso vedere gli applausi quindi al Senato, quella è stata una mostruosità. Quindi se un romanzo si può muovere in tal senso, ben venga, però poi ci sono tanti altri tipi di mostruosità nella politica, si utilizzano le debolezze per fare propaganda. Io penso che in questo momento storico la crisi di governo era necessaria, se non prevedibile, e credo che la svolta a destra sarà un naturale effetto di quello che ha fatto la sinistra. Per quanto mi riguarda, io ho avuto a che fare con gli intellettuali di sinistra, ma mi è sembrato che io non sto facendo della politica, ma mi è sembrato nella mia persona che questi intellettuali di sinistra si sono mossi quasi come un Robin Hood all'indietro, rubare ai poveri per dare ai ricchi, cioè allusioni fotografiche, addirittura inserire le influenze milionarie ai mondi letterari, cioè un'assurdità palese. E quando questa assurdità, cioè includere le milionarie al mondo dei poveri cristi che scrivono letteratura, che al massimo se gli va bene fanno 50.000 copie, per dire, e loro 50.000 euro li vedono in un giorno, cioè così, questa è una grandissima assurdità. E che viene ancora peggio dagli intellettuali di sinistra, cioè quelli che dovrebbero mantenere le logiche di un potere letterario, è ancora peggio. Cioè se questa è la sinistra che noi avevamo e se questa era la tecnica che noi avevamo a livello allegorico, è meglio che si tolgono da mezzo.
Per dire, o parlo degli ambienti accademici, che ho visto di queste dinamiche, addirittura hanno fatto venire intellettuali dalla Francia per dire che rubano ai ricchi per dare ai poveri, rubano ai poveri per dare ai ricchi. Questa è un'assurdità, perché è vero che esiste il capitalismo ed è vero che esistono anche i grandi editori, ma non è normale tutte le manovre che tu fai, non è normale nemmeno spingere una persona a vincere tutti i premi, cioè quella è mancanza di democrazia. E tutte le altre persone, tutte le altre ragazze, cioè ma tu chi sei per fare una manovra del genere? Tu non sei nessuno, cioè tu pubblichi una foto in un tot di tempo per fare in modo che una persona vinca quel premio. Allora io non voglio arrabbiarmi, ma se tu rappresenti la sinistra intellettuale di una classe letteraria e politica, vuol dire che la politica è finito, che il comunismo è finito per come lo intendono loro, perché non esiste un comunismo che metta su un piano diverso delle persone secondo una teoria che si sono inventati loro. Quindi per me il comunismo dei grandi, il comunismo di Marx, della scuola di Adorno, era un comunismo diverso dal comunismo che esiste oggi. Non esiste oggi il comunismo di tanto tempo fa. E così come non esiste la destra, non esiste il centro di tanto tempo fa. La politica è tutta una politica da riscrivere, quindi per esempio anche il Movimento 5 Stelle è un movimento nuovo che sorge da nulla. Quindi sono politiche da riscrivere. E in questo momento soprattutto l'Italia è al centro di un palcoscenico importante, incisivo con la situazione della guerra. Io credo che se tutti quanti facessero un'azione più di responsabilità, più di serietà, ognuno nel suo piccolo, veramente il mondo potrebbe cambiare. Ma se esistono intellettuali che usano il potere al fine di capricci, il mondo è finito, il mondo è veramente finito. Questa è la mia idea. Prego, ha qualcosa da dire? Una domanda dopo. Prego. No, finisca. Ah beh, io le domande le ho finite, non so se Adelina ha qualcosa da dire. Allora, prego. Può venire anche qui. No, non si preoccupi. No, e se viene qui è meglio perché si vede dal video. Vai, calma. Non è per vedere scalera. Sì, infatti. Allora, buonasera. Io volevo ringraziare Adelina che ha organizzato questa serata con lei, perché veramente è stata la risposta a quella preghiera che abbiamo fatto ieri alla presentazione di un altro libro con il professore Galiano che ha citato, appunto, è stato un mio professore, il professore Galiano. C'eravamo dei suoi alunni, come ama definirli lui, non ex alunni, ma sempre alunni nella vita, e facevamo una riflessione che si allaccia anche dal punto di vista politico che lei adesso ha trattato. Lei l'ha trattato da un punto di vista assolutamente, senza nessun condizionamento partitico, appunto, diceva. Lei ha criticato quello che è l'essere intrinseco della destra, della sinistra, i grandi riferimenti storici a persone che ormai sono lontani anni luce da quelli che sono i nostri rappresentanti politici, ahimè. Quello che mi interessava sapere, e le dicevo, lei la risposta a quello che ieri noi abbiamo detto. Oggi, secondo noi, il nostro grande problema è il disamore dei ragazzi nei confronti della cultura e anche della politica, appunto, quindi del sociale. Se molte più persone prendessero un libro o comunque si spingessero a fare delle riflessioni di carattere culturale, politico, sicuramente avremmo delle prospettive migliori. Ieri c'erano delle ragazze molto giovani qui, che sono quelle del servizio civile, che quest'anno sono molto attivi sia a livello culturale che a livello proprio loro di predisposizione nei confronti di quello che è quello che può essere l'arricchimento culturale turistico della nostra zona, che poi quella è il nostro obiettivo principale, quella della Proloco è questo, quello che noi ci siamo prefissi da tanti anni, già dai miei predecessori, che è l'altro presidente che stasera non c'è, che è Giovanni Le Rose. Noi abbiamo dato sempre grande spazio alla cultura, tant'è vero che siamo alla 10ª edizione, penso, di Scalea Cultura, e questo qua è che è una nostra rassegna culturale. Insieme al Comune stiamo facendo questo percorso, appunto, di avvicinamento alle persone
a quello, come dicevo, soprattutto i giovani, che può essere la cultura, in modo da poter garantire, secondo me, un futuro migliore. Da questo punto di vista, ringraziandoti, ti do del tu, se me lo permetti, perché sei giovanissima, ringraziandoti per quello che sei, per quello che rappresenti, come ti ripeto, una risposta ieri, tu, l'altro scrittore, così giovani, così appassionati, fate dei riferimenti a degli autori che magari molti addirittura non conoscono, spaziate da una cultura classica, quindi latina, a quella che può essere una cultura russa, come dicevi tu, delle influenze russe, comuniste, delle influenze di letterati abbastanza consistenti dal punto di vista emozionale, culturale e sociale. Quindi da questo punto di vista ti ringrazio, però ti faccio una domanda, è quello che mi interessava stasera. Tu ci hai trascinato in un torpiloquio, veramente in uno tsunami di emozioni stasera, spazi dalla poesia, come dici tu, all'arte, tu stesso sono stato molto attento, hai detto che hai avuto varie forme di espressione artistica, quella che poteva essere la pittura, adesso la letteratura. Sei partito dalla poesia per arrivare ai romanzi, i romanzi che sono intrinseci, diciamo, sia di emozioni, di sentimenti, come faceva riferimento lo scrittore, sia erotico che sociale, come hai detto tu, di speranza, di riferimenti di vario genere. Quindi sono stato rapito da quello che è stato il tuo discorso stasera. Però dov'è che vorrei porre la mia attenzione? Se tu sei un nostro riferimento, te lo dico io, nel senso che sei la risposta a quello che stiamo cercando, cioè i giovani impegnati culturalmente, letteralmente, a livello sociale, non hai paura di dire le tue idee. Ti devo dire, la prima volta che sento, ti devo dire la verità, uno scrittore che si esprime su dei temi che può essere quello politico senza paura, o quello delle sue tendenze, diciamo, sulle sue passioni, quelle che possono essere orientamenti sessuali, dicendo proprio praticamente. Quindi questo è veramente da apprezzare. E su questa falsariga la domanda è questa: cosa ti prefiggi tu di lasciare al prossimo, ai ragazzi? Qual è la tua ispirazione? Come dici tu, la tua ispirazione sono dei grandi scrittori e l'importanza del riferimento di quello che sono i maestri tuoi di vita, come hai detto tu. Ma tu, ti faccio proprio la domanda, 10%. da maestro di vita, sempre rapportato alla tua età, come hai detto tu, che questo è fondamentale. Io penso che ci sono delle varie fasi della vita, delle varie tappe, no? A 20 anni una persona non ragiona come a 30. Ti faccio l'esempio mio. Io sono un dipendente statale, sono un privilegiato, come si suol dire, no? Mi sono occupato subito, ho fatto tanti lavori da ragazzo e poi ho avuto la fortuna di diventare dipendente statale. Avevo questa grande passione nei confronti della cultura, di conoscere. Io ancora oggi mi sono laureato in età non giovanissima, continuo sempre a studiare, a leggere in età avanzata, quindi portandomi delle lacune, come dici tu, che sono frutto di quelle che erano le ispirazioni, non le ispirazioni, gli stimoli culturali del momento. Il momento io avevo necessità di lavorare, ho anteposto quello che poteva essere la cultura a quello che era un bene sostanziale, la ricerca, la cosiddetta ricerca al posto fisso, che mi dà tranquillità. Nel passare del tempo poi ho colmato quella che è questa mia grande passione, che è verso la cultura, verso il sapere. Infatti la prima cosa, io ogni anno quando facciamo Scalea Cultura, o comunque facciamo la presentazione con i libri, con Adelina, è quella di acquistare i libri, li leggo quasi tutti. Cioè questo è lo scopo, cioè conoscere altre realtà, altri modi di pensare. Però mi interessa sapere qual è il tuo messaggio, come ti senti tu come maestro, e soprattutto hai una direzione precisa, perché come dici tu, non come dici tu, quello che ho percepito io, sei, ripeto un'altra volta, un uragano di sentimenti, di culture, ma hai una linea guida? Grazie per questo intervento. Sì, noi quando abbiamo presentato a Diamante abbiamo anche ipotizzato delle cose pratiche. La linea guida di questo romanzo, il fine di questo
questo romanzo sono due, quindi il pratico e il teorico. Per il pratico noi abbiamo ipotizzato che per quanto riguarda le biblioteche del paese ci potrebbe essere la possibilità di partecipare. Io non sono una riformista, però in questo momento anche gli scrittori possono avanzare delle riforme, perché gli scrittori hanno lavorato con la politica degli stati, non è che gli scrittori sono fuori dalla politica, perché il potere intellettuale che ruota intorno a uno scrittore cambia la nazione, è vero. I poeti, gli scrittori che hanno fatto del potere intellettuale, che hanno fatto della teoria politica con i loro romanzi, con le loro vite, hanno cambiato il destino della nazione. Quindi è chiaro che uno si prende questa responsabilità sociale. Ma scusami, ti interrompo, te la devi prendere, perché il problema, io sono stato attento alle tue parole, e il problema è che oggi questa responsabilità se la prendono gli influencer, come dici tu. Infatti il libro è proprio questo, si tratta di influencer culturali, quello che oggi non esiste, perché se oggi ci lamentiamo della Meloni è perché non abbiamo persone che abbiano della competenza letteraria, cioè non abbiamo persone che facciano delle citazioni, ma non il citazionismo esasperato, che facciano le citazioni giuste al momento giusto, che si occupino della responsabilità di curare i più deboli, che è quella la forza di uno Stato. La forza di uno Stato si vede quando guarisce i deboli, non quando rafforza i poteri. Il punto era che praticamente si poteva ipotizzare da questa struttura di origami che in ogni paese le biblioteche collaborino con le scuole, quindi anche partendo dalle scuole medie. Basterebbe che la professoressa di italiano chiedesse ai bambini di leggere 2 libri al mese, no, diciamo un libro a settimana di quelli dei libri dei bambini, e di andare a prenderli in biblioteca, in modo tale il bambino, anche il figlio dell'operaio, quindi non il figlio dell'architetto, il figlio del medico, del chirurgo, che guadagna molto di più e quindi è la classe dominante, anche i bambini più poveri entrassero in contatto con la cultura, ma basta poco. Invece ci sono dei paesi in cui le biblioteche sono proprio inagibili, chiuse, e io le ho viste, sono cose che ho visto io, e questa è una responsabilità veramente sia delle istituzioni, sia del comune e sia del, non lo so qua perché io no, hai toccato un tema caldo che proprio ieri è stato... Non ho parlato della biblioteca, no. Però ci sono comuni che hanno le biblioteche, che è un bene culturale, un bene anche per i bambini più poveri, dargli libri da leggere. Quindi le maestre li devono far andare in biblioteca i bambini, perché questi bambini non devono avere gli stessi privilegi che hanno i figli dei medici, che hanno già una biblioteca a casa? Fatemi capire perché. No, ma noi proprio questo ci siamo prefissi come prologo, ecco perché ti dicevo, ma anche stiamo facendo insieme al comune quello che è praticamente anche attraverso delle associazioni, perché come ti dico io, come hai detto tu giustamente prima, anzi, ognuno dovrebbe fare la sua piccola parte. Faccio un esempio: quest'anno un ragazzo di grande volontà, un nostro iscritto, Andrea Fama, che gestisce un B&B Villa Giordanelli, non so se lo sai, ha fatto il maggio letterario. Praticamente ha invitato degli scrittori e ha fatto questa rassegna culturale. Noi addirittura stiamo pensando di fare i parchi culturali con il comune, dove ti coinvolgeremo sicuramente. Ognuno, io penso che debba fare la sua parte per poter migliorare quello che è una situazione drammatica, perché come dicevamo ieri, le sensazioni che ti dà un libro, il tuo romanzo, adesso mi hai fatto venire curiosità di aprirlo, di sentirlo, quello che ti dà questo non te lo può dare di certo un post che leggi velocemente su Facebook, su YouTube, ma soprattutto non ti può inculcare quella voglia di conoscenza. Secondo me è fondamentale voler conoscere, voler contribuire, dire io ci sono. Siamo purtroppo in una società qualunquista, come dici tu, si alternano dei movimenti senza fare politica, molto qualunquisti, nel senso che fluttuano attraverso il malcontento, attraverso una mediocrità latente. Non ci sono più dei riferimenti, permettimi, tutti i riferimenti che hai fatto sono morti o hanno 70-80 anni, voglio dire. Alcuni li conosco, alcuni ti dico sinceramente sono andato a trovarli su internet. Ecco che cos'è la conoscenza: non aver paura di non sapere, ma voler colmare quella voglia di poter conoscere. Questo secondo me
è quello che uno scrittore dovrebbe. Tu quello che hai fatto stasera, spero di vedere, sarò sicuramente presente il giorno 7 agosto, 8 agosto, alla presentazione del libro, perché questo partire da ragazzi e cercare di coinvolgere quelle che sono poi, quelle che potranno essere il futuro, quindi migliorare la società, secondo me è il massimo. No, vabbè, Scusa, siamo stati appassionati. No, è arrivato come spazio insufficiente, quindi c'è quell'altro. Ok. Siamo stati troppo No, va bene, il punto è questo, che secondo me è importante, io ho scritto questo primo romanzo sulle biblioteche perché secondo me è importante veramente la collaborazione con le biblioteche. Le biblioteche sono un luogo di cultura, sono un luogo fondamentale, collaborando con le biblioteche a stretto braccio veramente si può cambiare una cultura, veramente si possono dare tante possibilità. Noi abbiamo, ti dico che visiterai, se rimarrai mi farà piacere farti visitare la nostra biblioteca, che è, diciamo, è oggetto di una rivalutazione, perché come diceva ieri il sindaco non è ancora istituzionalmente una biblioteca, quindi non è un ente, quindi non può avere dei fondi, però noi nel nostro piccolo ci stiamo lavorando attraverso un'altra associazione, sempre che è Punto Luce di Scalea di Angelo Serio. Abbiamo fatto dei momenti di lettura con i ragazzi, come dici tu, con i ragazzi ucraini, sono venuti a visitare la biblioteca e abbiamo letto dei libri insieme a loro. Noi, diciamo, nel nostro piccolo stiamo cercando di fare qualcosa e ti ripeto, oggi ti dico la verità, avevo un sacco di impegni, sono venuto perché l'assessore ci teneva, veramente ha detto vieni che ne varrà la pena, ne è valsa veramente la pena stasera questo incontro. Grazie mille, è stato un piacere veramente anche per me, veramente sono rimasta onorata. E poi immortaleremo questi momenti anche per farli vedere nell'altro resto dell'Italia, al nord e altri che vedranno, anche per conoscere questi luoghi meravigliosi e spingere un turismo culturale. Questo è il nostro obiettivo, è proprio il nostro obiettivo, fare un turismo culturale, anche perché se uno si dovesse basare soltanto sul turismo, scusami, quello che dice sotto l'ombrellone, proprio il classico modo di dire, non è un investimento a lungo termine, tant'è vero che è come un limone che è stato spremuto, ormai non c'è più niente. Se tu non gli lasci qualcosa per la quale vale la pena ritornare, per la quale vale la pena cercare di contribuire. Ieri c'è stata una bellissima manifestazione di affetto nei nostri confronti, della nostra comunità, di una signora che dice che veniva a Scalea da 50 anni e suo papà aveva partecipato 20 anni fa alla realizzazione di un premio letterario e diceva appunto che Scalea a un certo punto si è persa, a un certo punto si è fatta risucchiare da quello, come dicevi tu, che sono gli interessi economici, che ti posso dire sono anche naturali e ci sta che siano, da questo punto di vista, che ci siano anche quelli, per carità, ma non investire nella cultura è sempre a perdere. Quando si dice che la cultura non va all'economia, non va a soldi, è sbagliato, perché in un primo momento non va a soldi, ma a lungo andare ti dà i risultati, perché se a Scalea ci fosse una biblioteca da visitare, se a Scalea, ti faccio un altro esempio, noi, non so se lo sai, abbiamo fatto un altro progetto che è Explorer Scalea, attraverso delle targhe in ceramica, quindi l'antica lavorazione delle ceramiche, con un QR code, quindi il moderno, raccontiamo tutto il percorso storico di Scalea e quali sono state le eccellenze storico-culturali. Se non ci sono queste cose, adesso ci sono queste cose, le persone verranno a Scalea anche per vedere questo, non sarà soltanto fine a se stesso il mare, questo veramente in più. Quello che mi sono prefisso io non sono, ti dico la verità, io sono anche, ho capito il tuo carattere, sono anche io molto passionale, deciso, a volte anche troppo nelle mie esternazioni, infatti l'assessore annuisce, le faccio tutte le cose con passione, però dico che se non c'è passione, se non c'è modo di esprimersi in questi termini con forza e determinazione e dire ci sono anch'io, non ne vale la pena di rivestire cariche, di rivestire un ruolo, di essere un riferimento, non importa il consenso effimero di pochi minuti. Ci vuole carisma, la vocazione.
Carisma e vocazione sono i termini più importanti di ogni mestiere. Comunque grazie veramente, è stato bellissimo, quindi prossimamente vedremo anche gli interventi in biblioteca, penso. Spero di venire presso di voi con un nuovo romanzo, magari con un successo diverso, con una fruibilità diversa, con argomenti diversi, però nel frattempo abbiamo un po' parlato quindi delle biblioteche, anche delle scuole, di cosa possono fare le scuole con le biblioteche, che sia di input anche per gli altri, al di fuori di Scalea. Niente, io ti ringrazio ancora, ringrazio Salvatore per l'intervento e grazie Francesco. Ci vedremo l'8 agosto. Grazie a tutti. Grazie.